in collaborazione con Di Cadena del Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Di Cadena del Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Ebbene, vi vogliamo presentare una nuova serie di trasmissioni. Io e Claudio. Ciao Claudio. Buongiorno a tutti. E buongiorno. siamo qui da Ugo. Ciao Ugo. Ciao. Perché questo sarà il luogo dove faremo la prima puntata. Questa è la presentazione di una serie di trasmissioni che vogliono parlare del territorio, ma che vogliono parlare delle vecchie abitudini che dovrebbero essere anche le nuove abitudini. Si chiamerà Di qua e di là del Piave. Ci stava un'osteria. Vai Claudio. Sì, allora io voglio ringraziare Bruno per avermi coinvolto in questa nuova avventura, in questa serie di trasmissioni che voglio andare a presentare luoghi locali caratteristici del nostro territorio. Il programma che si intitola Di qua e di là del Piave ci sta un'osteria ha proprio questo intento, questa ambizione di voler andare a riscoprire locali tradizionali del nostro territorio, andarne a riscoprire la filosofia, andare a riscoprire la cultura del territorio che si coniuga all'interno del locale che somministra alla propria clientela cibi genuini, le colazioni originali, mentre si fa una chiacchierata, mentre si legge un libro, mentre si ascolta magari della buona musica. Questa è la filosofia di queste nuove trasmissioni, spero che ci seguirete e che potrà essere interessante. Insomma. E allora perché qui da Ugo? Qui da Ugo perché sarà la prima puntata e è un luogo particolare, è un luogo che parla di cultura, di culinaria, di musica, di poesia e abbiamo deciso che questo sarà il punto di partenza. Perché non è propriamente un'osteria, ma è un momento di cultura. Sì, Bruno, hai detto bene. Questo è un luogo dove il vino diventa cultura. Lo dico perché in questi ultimi tempi questo genere di locali va scomparendo. E prendono piede i cosiddetti locali gourmet, i cosiddetti slow wine, i cosiddetti vai al bar, che tradotto in veneto si dice andiamo al bar. Questo locale invece che io ho fatto 8 anni fa. Ma di questo ne parleremo nella prima puntata, perché Bene. questa è solo la puntata di presentazione. Bene, Cioè, bene. io intendo partire da qui proprio per quello che tu c'hai da raccontarci. Perciò invito i nostri ascoltatori di seguirci di settimana in settimana, perché saremo presenti prima per qualche puntata con Ugo, che ci racconterà molte cose, e dopo andremo a visitare degli altri locali caratteristici. Seguiteci. in collaborazione con Là nella valle c'è un'osteria, c'è l'allegria, là nella valle c'è un'osteria, c'è l'allegria di noi alpini
anche se son pallida come una strassa.